risparmio, si fanno. Allora, rieccoci qui, Masiero. Attenzione che siamo in onda. Ma ripeto, È animata qui la trasmissione. No, infatti nelle dico pause sempre, non ci ai fermiamo telespettatori, mai. i fuori onda sono poi quelli più interessanti, vengono fuori le cose sfiziosette, prego. Ma ribadisco il concetto che lo sbarramento è effettivamente una diga pur mobile. No, ma che cosa ha spaventato voi? Perché poi bisogna capire i telespettatori, c'è chi è addentro alle questioni, le conosce bene, c'è chi invece giustamente, ci ha scritto anche le altre volte, non riesco ad entrare bene nella problematica, nella paura. Si tratta soltanto, tra Allora, c'è un virgolette... problema intanto di contraddizione programmatoria a livello periferico e centrale, quindi a livello comunale e a livello regionale. Nel crocevia più importante d'Italia per la navigazione fluviale, che è il crocevia di Brondolo del quale stiamo parlando, certo, che ricordo che è un porto etrusco, quindi stiamo parlando di un posto dove 3000 anni fa ci passavano le barche, si chiude una via d'acqua importante per motivi di scopo irriguo e sostanzialmente il piano regolatore generale approvato dal Comune e dalla Regione Veneto ci ha dato la possibilità di fare 2000 posti barca, attualmente ce ne sono 1000 fra acqua e terra, quindi prevedendo uno sviluppo importante di quella che viene chiamata nel piano regolatore generale la porta d'acqua di accesso alla città di Chioggia, con evidentemente la possibilità di grossi investimenti dal punto di vista imprenditoriale sulla questione del turismo lento, perché di questo stiamo trattando, e quindi con una serie di attrezzature di tipo fluviale, marittimo, e parlo delle dighe, o meglio dei pennelli di rinforzo della bara di Foce del Brenta, con una sperimentazione che è andata avanti circa 30 anni e con una spesa complessiva riportata più o meno ad oggi in euro di 40 milioni di euro. Quindi la comunità ha già speso questi soldi, ha già realizzato queste importanti risorse per realizzare la seconda bocca di porto della città di Chioggia, che è il fiume Brenta. Fra lo snodo fluviale di Brondolo e il mare viene fatta questa barriera, viene posizionata lì, come diceva il Presidente Salvà, per una scelta regionale, in antitesi al programma di sviluppo dell'attività nautica e turistica. Quindi voglio dire, e concludo, rispetto a questa questione la contraddizione è fortissima, a maggior ragione per il fatto che gli imprenditori che ci hanno creduto a questa cosa oggi si trovano di fronte l'ente che l'ha concessa, che gli dice arrangiati, i problemi sono tuoi. E siccome qualcuno ha fatto investimenti, non è solo l'azienda per la quale io faccio il consulente, tutti mi chiamano titolare, ma io faccio il consulente di questa azienda e ne sono onorato. Allora, non solo io, non solo noi abbiamo fatto questi investimenti, altre aziende, alcune altre delle 6, hanno fatto investimenti che durano 25 anni, con una ipotesi programmatoria avvallata e voluta dall'ente pubblico per fare questo tipo di attività. Adesso ci si trova di dover dire falliamo e i problemi sono nostri. Questo è un esempio di come le cose in Italia non funzionano. Finisco solo con un appunto. Quando si dice che il salto d'acqua sarà di 20 centimetri, io dico che il buon senso non fa comprare a una persona una Ferrari per andare in una pista ciclabile. Cioè, se io faccio uno sbarramento che arriva fino a 1,5 metri di salto d'acqua, che costa 22 milioni di euro, a fronte invece di uno sbarramento Pirelli in gomma a Monte delle Darsene che costava 4 milioni di euro, se serve per fare il salto d'acqua di 20 centimetri, io dico che questa cosa evidentemente ha qualche cosa che non va sotto il profilo della spesa. Ecco, io volevo chiedere, ma c'è l'idea, l'ipotesi che a fronte di questo sbarramento non di gomma ma un po' più stabile, c'è da pseudo diga che si voglia, ci siano degli altri interessi per costruire un porto magari più avanti, per fare altre opere che magari possono andare... La domanda è chiarissima, rispondo in maniera altrettanto chiara. Io faccio sindacato nautico in tutta Italia. Questo paese ha 8.000 chilometri di coste e ha la dignità per avere decine e decine di porti turistici in ogni città come Chioggia. Quindi il problema che nascano delle altre darsene a valle dello sbarramento, come sono previste, non è un problema nostro.
Il problema nostro è dire se sistema nautico deve essere sistema nautico per tutti e non ci possono essere imprenditori di serie A e di serie B in funzione delle amicizie. Questo però io lo sottolineo, siccome sono anche stato progettista e consulente di un altro progetto a valle, di questo sbarramento, trovo che sia corretto, auspicabile, che sia interessante per la comunità tutta, perché una città votata alla nautica, come la città di Chioggia in Italia, non c'è. Un appunto ulteriore, sopra lo sbarramento viene previsto un ponte. Quel ponte ai fini turistici doveva essere in collegamento delle spiagge di Chioggia, Sottomarina, Isola Verde, e per andare a finire in una sorta di progetto, come dire, minimamente lungimirante, a collegare la spiaggia di Rosa Pineta. Questo ponte viene fatto a 2,5 km dalla spiaggia, nel punto più largo del fiume. Il fiume in quel punto è 204 metri, costa quello che costa. Un po' di più. A valle dove doveva essere fatto, dove il piano regolatore lo prevede, sottolineo anche che dove viene fatto oggi, dove si vuole fare oggi, non c'è nessun piano regolatore che lo prevede, saltando anche la questione urbanistica, che non è una questione di lana caprina, ma la vedremo, evidentemente la vedremo. Il ponte dove era previsto fatto sul fiume largo 104 metri. Il buon senso di un ragazzino di 13 anni vorrebbe che un ponte in una zona turistica balneare a servizio di tutti e che sviluppi vera economia per tutti deve essere fatto vicino alla spiaggia. Certo. Che deve essere fatto? Beh, diciamo, io come rappresentante degli imprenditori non posso che schierarmi dalla parte del collega, in quanto qui mi pare che si vada a toccare gli interessi dell'imprenditoria e quindi dell'occupazione, che in questo momento di crisi economica drammatica come stiamo vivendo, trovo che sia assurdo che qualsiasi scelta vada a danneggiare i posti di lavoro, per una questione discutibile poi tra l'altro, perché appunto sembrerebbe che non sia determinante queste dighe o queste paratoie mobili che vadano, se vanno a impedire la navigazione e creano disagio a monte a degli impianti che sono costati milioni di euro, che portano occupazione per centinaia di persone. Questo mi sembra che il buon senso sia palese. Io in questa fase sono qui per la questione della salvaguardia idraulica. Vorrei sottolineare l'aspetto per esempio della zona industriale di Padova, che come giustamente lei ha ricordato è una delle più grandi del Veneto e forse anche d'Italia, che la salvaguardia idraulica per la zona industriale di Padova è un elemento importante e determinante, perché faccio notare che se, come è già capitato, dovesse ripetersi un fenomeno atmosferico eccezionale, che definirla bomba mi sembra una cosa giornalistica, e praticamente creerebbe un danno tale. Lei pensi a 1600 aziende in zona industriale con 1 metro d'acqua all'interno degli immobili. Lei ha idea del danno ecologico, ambientale ed economico che ciò può derivare? Voi che idea vi siete fatti? Per cui noi ci siamo fatti l'idea che per salvaguardare la zona industriale di Padova e la bassa padovana va ultimata l'idrovia come canale scovatore delle acque. Ma il motivo per cui questi interventi, tanto se ne parla di questi, poi io immagino che tanto si parla anche di questi, e si è sempre fermi là. Salvo tirare sull'acqua. È una questione di scelta politica regionale, tutto qua, perché i soldi sono irrisori rispetto ai danni. È una questione di una scelta politica. Noi come imprenditori abbiamo addirittura creato un'associazione apposta per la salvaguardia idraulica, proposta da Paus negli anni 2000, ce ne occupiamo in maniera decisa e importante dall'anno 2000, quindi da 14 anni, con la nostra disponibilità, il nostro tempo, la nostra partecipazione. Non abbiamo ottenuto nulla, perché capisce Masiero, niente, non serve niente. Quello che è strano è che questa cosa qui, l'idrovia, è perfettamente inserita nei quadri di programmazione europea, cioè sta dentro le reti di trasporto delle vie d'acqua, stanno dentro gli accordi che anche lo Stato italiano ha sottoscritto, negli accordi quadro sulle vie navigabili, e potremo accedere a finanziamenti statali e europei su questo, che sono stati stanziati ancora nel 2006-2007 per
a titolo proprio di finanziamento europeo a fondo perduto per l'incentivazione delle vie navigabili all'interno della comunità europea. L'Italia fa parte della comunità europea e avrebbe un enorme vantaggio economico nel sfruttare i corsi d'acqua. Come giustamente diceva il collega, noi abbiamo 8.000 km di costa, si collegherebbe pienamente pensi attraverso le vie interne, il Po e quant'altro, che vantaggio economico, pratico che potremmo avere nello sviluppare i corsi d'acqua. Se poi si aggiunga il discorso della salvaguardia idraulica, mi sembra una cosa elementare che la capisce anche la scelta politica che la Regione deve adesso prendere come una delle scelte prioritarie e strategiche di grande indirizzo per i prossimi 50 anni, cioè la grande opera che serve. Delle volte qualche grande opera che è utile non la si fa, questa qui sarebbe una grande opera da fare, economia, ambiente, cioè vuol dire finanziamenti, il turismo legato al trasporto merci, l'idraulica, cioè vuol dire una grande opera, non tanto che potremmo mettere d'accordo tutti, non la si fa. E devono fare solo il pedemontana e passante, cioè non capisco. No, a maggior ragione in funzione del fatto che in questa regione è prevista la realizzazione di un port offshore a largo, a metà strada fra Venezia e Chioggia per le navi di 20.000 TEU, che è l'unità di misura delle... per dirla tutta, noi oggi stiamo spendendo dal CIPE, sono già stati stanziati e li stiamo spendendo adesso 10 milioni di euro per la progettazione di quella piattaforma offshore. Questi siamo bravi in Italia. Quindi voglio dire, nel momento in cui si prospetta una cosa del genere e non si finisce la via navigabile che porta alla zona industriale di Padova, evidentemente anche qua c'è una contraddizione di programmazione. C'è la testa che non sa cosa fa la gamba. Insomma. Voglio dire due ultime cattiverie e poi non parlo più. La prima cattiveria è questa. L'opposizione al completamento dell'idrovia trova esponenti autorevoli anche in sede locale e questo è terribile. Non diamo sempre la responsabilità alla Regione, al Presidente della Regione. Ci sono responsabilità locali molto molto pesanti. Politiche? Evito di fare nomi. Poi abbiamo detto, facciamo l'idrovia della quinta classe di navigazione, il che vuol dire dare la possibilità di andare da Padova con una nave fluvio-marittima in qualsiasi porto del Mediterraneo. Poi ho sentito parlare del terminale offshore. Giusto. Mi viene però subito in mente che 10 anni fa c'è stata una contrapposizione terrificante tra il porto o le autorità portuali e chi si stava adoperando per predisporre il famoso progetto chiamato MOSE. I fondali di quelle opere sono state condizionate da una richiesta inderogabile da parte dell'autorità portuale di avere fondali di un certo tipo alle bocche di porto, fondali che, diciamo, non facevano il bene della laguna dal punto di vista ambientale. Adesso, 10 anni dopo, noi vogliamo fare un porto di attracco per quelle navi che dovevano entrare in laguna al largo. Giusto, perché se noi ci mettiamo a inseguire il gigantismo navale non finiremmo più. Ed è chiaro che la laguna di Venezia non può essere assoggettata a questo tipo di decisione. Però quello che mi viene da dire, ma ragazzi, e noi 10 anni fa queste cose non le sapevamo già? E allora 10 anni fa valeva la pena battersi come ci si è battuti contro una scelta che ha condizionato pesantemente la struttura di quelle grandi opere con riferimento ai problemi ambientali della laguna di Venezia. Questo dobbiamo domandarci, questo è sconcertante secondo me, non per la pubblica opinione, ma diciamo per quella parte della pubblica opinione che è un po' informata, perché questi fatti che oggi sono evidenti e che sono stati citati erano ben noti anche 10 anni fa. Di più. Si tratta anche di una responsabilità, perché ha commissione di carattere sia civile che penale. Sì, speriamo che arrivino anche il penale, finora ci sono solo delle indagini. Un'ultima battuta, io mi sposto ancora sul sistema di contenimento del cuneo salino.
E vorrei fare una battuta di questo tipo, così per chiudere un po' il discorso. Il ponte è stato collocato là per scelte non politiche, ma per scelte tecniche. Più largo, sul punto più largo... Lo sbarramento, non il ponte, lo sbarramento. Il sbarramento e il ponte, tutto il sistema è uno sbarramento più il ponte. È stato messo là da scelte tecniche. Perché dico questo? Perché nel punto più largo, che è anche il più basso, e per creare meno problemi al fiume, nel punto più stretto, creare dei piloni, delle cose, avrebbe messo in stress di più il fiume, quindi l'hanno studiato là. Ma eventualmente questo è un tema che potranno spiegare meglio i progettisti. Io quello che vorrei dire è questo: serve per una serie di imprenditori agricoli, che spero non siano considerati imprenditori di seconda categoria, come sono imprenditori quelli che fanno turismo, gli imprenditori che fanno altri lavori, chi vive in una zona industriale a rischio. È imprenditore anche quello che coltiva un'azienda agricola, certo, che ha diritto di poter sopravvivere e continuare a coltivare le sue aziende. Se poi vogliamo metterli in pensione, va bene, ma gli imprenditori sono tutti. Io ricordo che su 40.000 ettari più altri 30, perché 40 sono quelli adiacenti agli altri, 70.000 ettari, ci sono migliaia di imprenditori che vivono, trovano il loro reddito per loro, per la loro famiglia, e credo abbiano diritto della stessa identica dignità di chi si opera di turismo. Assolutamente d'accordo. Io volevo... Però vede, Presidente, quando una strada pubblica passa, e io ho fatto espropri per parecchi anni, nelle terre dei contadini, che io rispetto, amo, perché vengo anche da paesi di campagna, l'ente pubblico fa prevalere l'interesse pubblico e indennizza gli agricoltori. Allora io le chiedo, in una fattispecie del genere dove lei è perfettamente al corrente di questo, perché l'ente pubblico, compreso il suo ente, non si sono minimamente degnati di fare un'analisi del danno che creano le 6 aziende, o comunque di fare in maniera che la pubblica amministrazione trovi delle risposte che non sono di indennizzo, ma compensative rispetto al problema che si creano a queste 6 aziende. Ed evidentemente si resta su un problema di contraddizione programmatoria, perché se io prevedo di mettere delle barche e poi gli chiudo la strada perché queste barche vadano in acqua, il problema l'ha creato la pubblica amministrazione, non certo le 6 aziende. Allora di fronte a una situazione del genere io dico che la politica è come il pallino della partita in mano, e dovrebbe avere anche un dovere etico di rispondere in termini pratici agli imprenditori che perdono il posto di lavoro e che hanno investito nelle proprie aziende. No, come diceva prima. La situazione è stata sollevata, quindi si può sempre. Ma questo non accade. Noi da 7 anni continuiamo a dire: signori, ci state facendo del male, volete calcolare i danni che ci fate? Nessuno, l'ente suo purtroppo compreso, è stato in grado di dedicare un giorno del proprio tempo per questa questione. Allora, le aziende si possono chiudere, si possono spostare, la strada che passa nel campo del contadino, è giusto che il contadino venga risarcito, venga messo nelle condizioni. Ma io ho fatto la Mosserice Mare, quindi sono 2 cose diverse. No, è la stessa cosa, sotto il profilo etico è la stessa cosa. Allora è lei che vorrebbe avere imprenditori di serie A e di serie B. Allora io non ne voglio fare una questione di scontro sociale o di scontro di classe, contadini contro gli imprenditori della nautica, però io credo che i suoi agricoltori siano d'accordo con me su questo principio. Se qualcuno espropria la terra del suo contadino, è giusto che l'ente pubblico paghi quel pezzo di terra. Non vedo perché non si possono trovare delle soluzioni per chi si trova la via del mare sbarrata. Noi siamo arrivati al termine della trasmissione. Una battuta in chiusura come figura, diciamo così, politica, perché lei ha portato una mozione in regione, proprio una battuta del professore. La battuta è che veramente dobbiamo correre, andare veloci per fare un po' di pulizia nel nostro territorio, una moratoria, io dico, la chiamo così, non mi viene un altro nome adesso, ma una moratoria sulle opere che sono contro
controverse che in qualche maniera ancora lasciano spazio a possibili danni all'ambiente e al territorio, e invece mettere mano davvero a un quadro generale di opere che servono a una riorganizzazione del territorio, che salvino l'occupazione e l'economia del nostro territorio, ma abbiano come fine principale quella della difesa del suolo, cioè dell'ambiente e del territorio, che dobbiamo tramandare alle generazioni future, altrimenti non so cosa tramandiamo, parole, progettazioni, cioè credo che dovremmo proprio fare queste scelte. Assolutamente. Professore, in chiusura? Io mi auguro che ci sia un cambiamento. Qualche cenno c'è, perché da una parte, con riferimento ai problemi della difesa idraulica, sono state individuate una serie di opere. Credo che debba essere dato merito al Presidente della Regione di aver voluto questo piano. Quello che io spero di non vedere è replicarsi la situazione del dopo 1966. C'è una serie di opere individuate, ci vuole applicazione sistematica, investimenti continui, diamo il via a questo cambiamento di atteggiamento con riferimento a questo problema. È un problema che non può essere risolto dalla sera alla mattina, che richiede tempi lunghi, 20-30 anni probabilmente, per porre rimedio a tutte le situazioni del Veneto che sono pesantissime. Però se, come diceva il grande condottiero, la lunga marcia si incominciò con un passo, il primo passo l'abbiamo fatto, è questa cassa di espansione di Caldogno, e seguiamo con altri passi ragionati, ragionati dentro a un complesso di opere che devono essere coerenti e congruenti fra di loro. Allora, detto questo, noi purtroppo non possiamo far altro che sollecitare certe problematiche, sollevarle, portarle alla luce a conoscenza dei nostri telespettatori dove queste si presentano, giustamente sollecitati in parte dagli imprenditori che vivono determinate dinamiche, in parte dove sono coinvolti i consorzi e quant'altro. Altro non si può fare, si spera, come diceva anche Benigno, che prima o poi insomma ci sia una sorta di sensibilità politica e non solo, che vengano meno gli interessi di carattere economico che sono per lo più preponderanti, ce ne rendiamo conto nel nostro paese, gli egoismi di carattere economico che fanno soltanto il male di tanti cittadini, perché poi a rimetterci sono poi sempre gli stessi. Detto questo, io vi ringrazio, vi lascio con Eurointerim International News, con le nostre informazioni quindi per le attività improduttive e commerciali che vogliono andare all'estero a trovare nuovi mercati, e noi ci ritroviamo naturalmente domani alle 13. Grazie, buon proseguimento. Eurointerim SPA, importante agenzia per il lavoro, con sede nazionale a Padova e con filiali nel centro-nord Italia, chiude il 2013 con un fatturato di 49 milioni di euro, con più di 7.000 posti di lavoro creati e un investimento nella formazione di 1.400.000 euro per attività dedicate ai lavoratori. Sono stati formati 1.500 allievi attraverso 323 diversi percorsi formativi per il trasferimento di competenze professionali. Le aree tematiche prese in considerazione spaziano dagli adempimenti normativi per la sicurezza all'organizzazione aziendale, dalla comunicazione alla gestione del tempo, dalle lingue all'informatica, dalla contabilità a paghe e contributi, fino alla creazione di vere e proprie figure professionali, come saldatori, mulettisti, operatori AutoCAD, addetti macchine CNC, magazzino logistica, addetti ad impianti fotovoltaici e molti altri. Eurointerim mostra una crescita del 13% rispetto all'anno precedente, percentuale superiore rispetto alla media del mercato di riferimento. Nel 2013 Eurointerim ha inoltre seguito i lavoratori nelle attività relative alle politiche attive, erogato servizi di outplacement e ricollocazione professionale e svolto servizi dedicati a chi ha perso il posto di lavoro. Per quanto riguarda le aziende, Eurointerim International Business Unit di Eurointerim SPA segue le aziende all'estero. L'internazionalizzazione e in particolare il raggiungimento di nuovi mercati rappresenta, specie in un periodo di fine crisi, un mezzo efficace per affrontare le difficoltà che le imprese incontrano. Infatti Eurointerim International è attualmente attiva anche in Cina, India, Vietnam, Russia, Romania, Bulgaria, Serbia, Moldavia, Brasile e Cile. Luigi Sposato, presidente di Eurointerim, afferma: i duri dati dell'economia italiana ribadiscono che la risalita dalla recessione è lentissima.
Tuttavia resta la speranza di un graduale rafforzamento. Il fatturato 2013 di Eurointerim rappresenta un consolidamento del settore e pone le agenzie per il lavoro al centro tra domanda e offerta di lavoro. E l'intento è quello appunto di non subire la globalizzazione, ma essere attori della globalizzazione. Ormai si sa che in Italia la situazione è quella che è, lo sviluppo delle imprese in questo momento, anche nei momenti di crisi, è stato e sarà sempre di più verso il mercato estero. Da qui la necessità di sostenere le nostre imprese che intendono appunto sviluppare all'estero il proprio business. Noi abbiamo da tempo ormai organizzato attraverso delle partnership una rete in questi paesi di collaborazioni molto importanti. Vogliamo che il nostro cliente, che in Italia seguiamo e al quale diamo un servizio di alta professionalità, vogliamo, e finora ci siamo riusciti, fare in modo che lui abbia lo stesso tipo di sostegno e professionalità in questi paesi.